Oh yeah! Si chiama Rosario, ha 67 anni e viene da Petrosino. Anche lui è in cerca dell'anima gemella. Buonasera. Buonasera. Allora, lei è in cerca dell'anima gemella? Sì. A che tipo di donna dobbiamo rivolgerci? Io Che età dovrebbe avere? anni. Partiamo da una base per andare a finire a... Ecco. Esatto. Dico, come dovrebbe essere la donna per interessarle? Esatto. Le piacciono di più le bionde o le brune? Quanto tempo è che è single? Mai. Ho capito. Quali sono i suoi sport? Lei lavora? Lavora lei? Che lavoro fa? Ascolti, e come passa il tempo nella giornata? Sì, io. La sera cosa fa? Adesso. E la mattina a che ora si alza? Quanto tempo è che praticamente lei è sola, ha detto? Io. Cioè non è stato mai fidanzato? No. Esatto, quindi lei è completamente single e va in cerca naturalmente dell'anima gemella, di una donna ideale. Esatto? Che cos'è che va guardando in una donna? Ma le piace di più l'aspetto fisico o il carattere? Perfetto. Allora ci dobbiamo rivolgere alle telespettatrici che in questo momento la stanno guardando e stanno cercando di capire quello che dice lei. Ci sono io fortunatamente che traduco. Esatto. Se io parlo bene lei mi dice, mi fa accenno con la testa, sì. Giusto? Parlo bene? Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, il signor Saro, 67 anni, di Petrosino, è in cerca dell'anima gemella, è in cerca di una donna ideale. Essendo che il signor Saro ha 67 anni, dico bene signor Saro, la donna la andrebbe cercando dai 50, va bene, dai 50, dai 50 per arrivare anche ai 70 anni, perché 70 anni va bene? Anche ai 70 anni, perché il signor Saro giustamente si vuole sistemare, è stanco di rimanere solo perché è una vita che solo ha da bambino, vero? Non ha mai avuto nessuno, è completamente vergine lei, al 100%, dico bene. Per cui va cercando qualcuno insomma per potersi sistemare e cercare insomma di inoltrarsi in questo sentimento profondo che si chiama amore, dico bene? Per cui per tutte quelle di voi che la volessero trovare, dove possono venire? Dove possono venire a cercarla? Essendo che lei il numero telefonico non ce n'ha, giusto, né di casa né di cellulare, dov'è che possono venire queste telespettatrici? Esatto, noi ci troviamo nelle zone di Petrosino, esattamente alla stazione. Per tutte quelle donne che volessero contattare il signor Saro, ripeto, 67 anni, di Petrosino, possono venire qui a Petrosino, alla stazione di Petrosino, a cercarlo, perché lui sicuramente si farà... all'angolo. Esatto, lui si fa trovare all'angolo della stazione. Esatto, lui si fa trovare all'angolo della stazione, dico bene signor Saro? Ad aspettare le donne che lo vorranno contattare. E sbrigatevi al più presto perché il signor Saro è stanco di aspettare, dico bene signor Saro, e si vuole fare fidanzato per giustamente poter inoltrarsi, ripeto, in questo sentimento profondo che si chiama amore, dico bene signor Saro. Cosa mai per tutte quelle donne che verranno a trovarlo, cioè lei è automunito, la macchina ce l'ha? Esatto, c'ha la bici, eventualmente se la porta con la bici, l'anima gemella, dico bene, se la porta magari in giro per Petrosino, per la stazione, insomma, veda lei, giusto? Esatto. Amiche telespettatrici, avete sentito la dichiarazione del signor Saro, 67 anni, di Petrosino, vuole dare qualche messaggio particolare rivolto alla telecamera? No. Se vuole dire qualcosa meglio di ora. Non dice niente, lui si contenta praticamente che parlo io. Vai a mangiare io. Sì. Biggio. Sì. Zino. Sì. Viene a pensa.
Esatto. Il signor Saro vuole dire se eventualmente viene qualcuna di Mazara, può venire anche col treno, si può fermare direttamente alla stazione, dico bene. Sì. Che c'è il signor Saro sempre all'angolo fermo che l'aspetta, dico bene. Sì. Per cui per tutte quelle di voi che hanno intenzione, vengano a trovare il signor Saro, perché il signor Saro è puro e vergine al 100%, dico bene signor Saro. Perfetto, per la rubrica dei cuori solitari. Me caso io. Esatto. Il signor Saro mi sta dicendo di sbrigarvi perché giustamente lui ha poco tempo, dico bene, Certo. e per cui vi sta aspettando, per cui sbrigatevi. Ha qualcosa da aggiungere? No. Perfetto, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor. Le volte io vedo. Sbrigatevi sta dicendo. Poi... Io sono ammazzata io. Esatto. È disposto anche a prendersi il treno e a venire a Mazzara, dico bene. Perfetto. Ripeto, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta, naturalmente in compagnia del signor Saro, 67 anni, di Petrosino. Ciao ciao. Ciao. Chiamatelo e sta aspettando. Anzi, venitelo a trovare.